E voltiamo a pagina. Dal 12 al 16 marzo al Pala Ecomar di Caorle si svolgerà la 41esima edizione della Fiera dell'Alto Adriatico, con esposizione di attrezzature, arredamenti, impianti e prodotti alimentari. Nel giorno dell'inaugurazione l'assessore al turismo della provincia di Venezia, Giorgia Andreuzza, presenterà il piano provinciale strategico 2011-2013. Ce lo illustra lo stesso assessore. Un evento importante e ci fa molto piacere che proprio la Fiera ci abbia chiesto di inaugurare l'apertura della Fiera con un convegno, e il tema di convegno sarà proprio la presentazione del piano strategico del turismo triennale, che ha già avuto un esito positivo in commissione ma è anche stato approvato in Consiglio provinciale all'unanimità, per cui sarà un appuntamento importante dove ho raccolto anche come parte partecipante che ha dato il contributo alla stesura di questo importante piano anche tutte le associazioni di categoria che saranno presenti appunto al tavolo dei relatori, per cui diventa un modo effettivo per far sì che la strategia, e per cui questi documenti che in qualche modo nel tempo sono anche rimasti solo sulla carta, possano finalmente avere un riscontro, proprio cominciando a fare la vera sinergia, coinvolgendo tutti in tutte le varie fasi. Penso che in quel momento sicuramente ci sarà un'analisi che coglierà anche delle criticità, però è appunto questo che serve, cioè trovare quelli che sono i punti che servono per risolvere, pensando alla competitività e allo sviluppo, proprio perché la nostra provincia di Venezia possa rimanere nei livelli di leader che tutt'oggi ha. Turismo d'acqua sia di mare che di fiume? Ma sicuramente sì, lanceremo, lo abbiamo appunto anche alla BIT di Milano, abbiamo promosso quella che è la provincia verde d'Europa, e verde è intesa proprio perché è tutta toccata dalla laguna, dai fiumi, dal mare, e da questo verde che la segue, per cui su questi temi si andranno anche a valorizzare quelli che sono i nuovi turismi, che però toccano delle nicchie interessanti. Vi sono infatti delle indagini di mercato che proprio evidenziano che il turismo lento, lo slow tourism, va comunque a individuare un mercato interessante, attento, e che soprattutto non è legato al mordi e fuggi, per cui sicuramente può dare un potenziale su cui lavorare.